Non so se farà dopo un po' magari. Buonasera a tutti, benvenuti alla Pala Rugai per la 7ª giornata della Coppa Italia Girone C della Serie A2. Andiamo a dare lettura delle formazioni delle due squadre partendo dalla Pumas Ancora Viareggio. Con il numero 87 Carrieri Francesco, con il numero 6 Cardelli Filippo, con il numero 22 Mettini Thomas, con il numero 7 Marchetti Matteo, con il numero 78 Pezzini Nicolas, con il numero 16 Daltorioni Gabriele, con il numero 19 Bigatti Simone, con il numero 74 Pesavento Giovanni, con il numero 35 Mora Paceco Oscar Alberto e con il numero 99
Buonasera dal Palarogai di Prato, gara della settima giornata della Coppa Italia di Serie A2 di hockey su pista. Questa è la appunto settima giornata, il girone C che comprende Camaiore, Pumas Viareggio, Viareggio Hockey, Prato e Sarzana. Prima di questa gara la classifica vede la rotellistica Camaiore in testa a 13 punti, seguita da Pumas Viareggio a 10, Viareggio Hockey a 6 e chiudono Prato e Sarzana a 3 punti. Andiamo a vedere le formazioni delle squadre. Il Pumas Viareggio con il numero 87 Carrieri, con il 6 Cardelli, con il 22 Mechini, uno dei due portieri, con il 7 Marchetti, con il 78 Pezzini, con il numero 16 dal Torrione, 19 Bigatti, 74 Pesavento, 35 Mora Paceco e 99 Olivieri. L'Hockey Prato schiera con il numero 1 Barsi, con il 4 Barbani, con il 99 Poli, con il 6 Benelli, con l'8 Mugnai, con il 7 Esposito, con il 3 Capuano Lorenzo, con il 18 Raggioli, con l'11 Santoro e con il 10 Vespi. L'allenatore è Bianchi. Ultime battute, ultimi preliminari prima dell'inizio della partita. C'è il portiere Vespi che deve ancora finire di sistemarsi i guantoni e si porta a difesa della porta. Tutto pronto. L'arbitro Giombetti fischia in questo momento l'inizio della partita. Dicevamo settima giornata di questa Coppa Italia. Per il Prato fino ad ora una sola vittoria, quella casalinga con il Sarzana. Vediamo Bianchi che ha schierato il primo quintetto che vede Vespi, Barbani, Benelli, Capuano Lorenzo e Santoro. Questo è il quintetto iniziale, con il Prato che manovra con Barbani. Pallina recuperata dal Pumas Viareggio, che manovra con il numero 7 Marchetti. Ora il 35 Mora, lo scambio, poi pallina recuperata da Carrieri, ancora i rossoverdi a manovrare. Allo scambio ancora Mora, pallina dentro, però c'è l'anticipo dei giocatori del Prato. Pallina però persa, un po' di confusione in uscita da parte dei giocatori del Prato. Pallina riconquistata dal Pumas Viareggio. Mora, la conclusione di Mora ribattuta e pallina recuperata dal Prato, che può rimpostare. Se ne va via Barbani alla balaustra, si libera, appoggia all'indietro per Capuano. Santoro fermato, è tutto regolare per l'arbitro, si può ripartire lo scambio con Mora. Pallina ancora recuperata da Santoro, ancora una finta, lo scambio con Capuano, da questi a Barbani, ancora Lorenzo Capuano, pallina dentro, recuperata da Benelli alla balaustra. Dietro porta Benelli, si gira e va a tirare, respinge il portiere del Pumas Viareggio, che può ripartire. Mora,
Marchetti, lo scambio ancora, la conclusione dalla distanza, respinta da Vespi, può ripartire Barbani che va a realizzare, perfetto contropiede del Prato, pallina recuperata, lanciato in velocità Barbani che si è presentato davanti al portiere ed è andato a realizzare dopo poco meno di 3 minuti. Quindi Prato in vantaggio grazie al gol di Barbani. E ora la squadra ospite a manovrare. Marchetti, palla dentro recuperata da Benelli che può ripartire e c'è l'arbitro che assegna la punizione al Pumas Viareggio. Pezzini, lo scambio con Marchetti, ancora Pezzini, lo scambio tra i due a centrocampo. Mora finta al tiro, poi Pezzini ancora per Marchetti, l'appoggio all'indietro ancora per Mora. Pezzini dalla distanza respinge Vespi, pallina che finisce oltre la metà campo e recuperata dai giocatori rossoverdi del Pumas Viareggio che ora manovrano con Marchetti. Mora, palla dentro per Pezzini, Marchetti finta al tiro, la conclusione di Mora, la risposta ancora di Vespi e poi ancora una parata di Vespi e può ripartire il Prato con Santoro. Manovra il Prato con Barbani, Santoro, lo scambio con Capuano, Barbani alla balaustra, finisce per perdere pallina e poi va a commettere fallo. Primo fallo di squadra della partita. Frattanto qui insieme a me in tribuna abbiamo il portiere e capitano Vespi Alessandro, quest'oggi forzatamente fuori per un infortunio. Ecco, intanto ti chiedo come stai. Diciamo tutto bene e proverò a essere in forma, diciamo, per la prossima settimana. A causa sono fermo per pubalgia, però cercherò di rientrare il prima possibile per dare una mano ai miei compagni. Prato che ha iniziato subito bene con il bel gol di Barbani che ha finalizzato un contropiede. Un bel gol di Oscar che ha spiazzato il portiere, secondo me un ottimo portiere, Mechini, e l'ha messa nel 7, un bel gol. Torniamo in cronaca diretta con Mora, palla recuperata da Barbani che se ne va, Barbani, però Pezzini riesce a portargli via pallina. E la squadra rossoverde a manovrare. Mora, conclusione dalla distanza, doppia parata ancora di Vespi Francesco, che è appunto il fratello di Alessandro. Conclusione di Mora che colpisce Benelli. Contrasto alla balaustra, fallo in favore del Prato, il primo fallo di squadra anche per il Pumas Viareggio che ha 10 punti in classifica alle spalle della rotellistica Camaiore. Ricordiamo che, se non sbaglio, solo la prima di ogni girone
si qualifica per le Final Four della Coppa Italia. Pallina dentro, la recupera Pezzini, palla dentro per Mora che va a realizzare il pareggio. Questa volta il contropiede è stato del Viareggio, una pallina persa a metà campo e Pezzini ha lanciato in profondità a Mora che è andato a realizzare, si può dire, quasi due gol simili. Due gol simili, sì, due contropiedi. Ora c'è entrato Andrea Poli, ha provato subito un colpo, però nulla. Ora riattacca i Pumas, sempre con il loro dai e vai per far aprire la zona dell'Oche Prato, però per ora posso dire che la zona sta tenendo. Manovra Marchetti, Pezzini, ancora Marchetti, conclusione dalla distanza, parata ancora da Vespi, pallina di Poli per Barbani, però viene recuperata dal giocatore, da Pezzini. Formazione rossoverde che manovra, la conclusione di Pezzini che va a trovare l'angolo. Quando mancano 17 e 23, Pezzini in diagonale ha messo la palla proprio nell'angolo alto dove Vespi non è potuto arrivare. No, ha tirato un tiro battuto molto vicino e mio fratello non se l'è vista neanche, l'ha vista secondo me entrare, era già sotto il 7 la pallina. 2-1 quando mancano 17 minuti alla fine di questo primo tempo, 2-1 per il Pumas Viareggio. E ora c'è il primo time out richiesto dalla panchina del Prato da Tommaso Bianchi, che da questa stagione siede appunto sulla panchina. Lo scorso anno ha fatto un po' il vice di Enrico Bernardini e da questa stagione diciamo l'allenatore a tutti gli effetti. No, Tommy ha preso le redini che ha lasciato Enrico e con un grande sacrificio che sta facendo tutti i giorni è con noi e onore a lui che si sta proprio esprimendo in tutti i suoi modi per renderci al meglio in tutte le partite. Allora diciamo che voi, come anche l'anno scorso, la Coppa Italia vi serve un po', si può dire, di preparazione al campionato. Sì, diciamo ci può servire in preparazione al campionato, però non lasciamo punti facilmente alle squadre, cioè noi combattiamo su ogni pallina e in tutte le partite, non abbiamo paura di nessuno, via. Tra l'altro diciamo c'è anche un po' da riscattare la sconfitta dell'andata, no, da riscattare, mi sembra, se non ricordo male, finì 5, sì, insomma 5-4, no, mi sbagliavo un'altra partita, però comunque il Pumas Viareggio è una delle formazioni diciamo più quotate di questa Serie A2. Sì, è una delle candidate a, secondo me, che poter salire perché combattono contro tutti e in casa loro noi diciamo siamo stati un po' amareggiati perché il risultato è finito 5-4 e è stata una partita dove anche lì abbiamo giocato a zona e abbiamo combattuto su ogni pallina. Il primo tempo è finito 2-0 per noi in casa loro, sicché questo dice anche il nostro valore. Peccato che alla fine ha prevalso, hanno fatto la loro partita, via loro. Torniamo in cronaca con il tiro di Mora, ancora rimane colpito un giocatore, però niente, si ripartirà con una pallina all'angolo, punizione per il Prato da Mugnaia Capuano, pallina dentro per Barbani, lo scambio con Poli, palla troppo lunga recuperata
dal Pumas Viareggio, che può rimpostare con Marchetti. Ancora giro palla della formazione viareggina, l'appoggio all'indietro per Marchetti, ancora per Mora che non controlla e Capuano Lorenzo recupera pallina troppo lunga che viene recuperata dai viareggini. Pezzini all'indietro per Marchetti, Mora finta la conclusione, poi riappoggia all'indietro. Conclusione dalla distanza, non crea problemi a Vespi, pallina recuperata da Capuano Lorenzo che può rimpostare, palla lunga per Barbani, però non riesce a passare la doppia marcatura di Pezzini e Marchetti che gli rubano palla e possano rimpostare, palla dentro, all'indietro Marchetti, Mora, la conclusione di Mora. Però si riparte con la punizione Prato dall'angolo. Barbani non si capiscono, pallina recuperata dal Viareggio, ci mette una pezza al portiere, c'è stato un errore in fase di impostazione. Pallina ancora in possesso del Pumas Viareggio. Marchetti, Mora si gira e tira, pallina bloccata da Vespi, recuperata da Mugnai e si sbaglia un po' troppo in queste ripartenze, già 3 palle perse. Mora che manovra, Marchetti dall'altra parte per Pezzini, pallina respinta da Poli ma ancora in possesso del Pumas Viareggio con Mora, palla dentro, la recupera Capuano Lorenzo, all'indietro per Poli, per Mugnai, all'indietro per Barbani, lo scambio per Poli, avanza alla balaustra Poli, poi all'indietro per Capuano, la finta, poi va giù e c'è il fallo fischiato, solo fallo di squadra, chiedevano forse un cartellino blu, diciamo era una via di mezzo, diciamo. L'arbitro ha dato solo una semplice semplice fallo. Frattanto c'è il time out, questa volta chiesto dalla panchina del Pumas Viareggio, che ha come allenatore Mirko Bertolucci, una vecchia conoscenza qui dell'hockey pratese. Erano altri tempi quando i fratelli Mirko e Alessandro Bertolucci giocavano qui a Prato, e Prato ha anche vinto uno scudetto. Ora Mirko è l'allenatore del Pumas Viareggio. 13 minuti alla fine di questo primo tempo, con una partita finora abbastanza equilibrata. Sì, tutte e due le squadre stanno giocando a viso aperto, anche noi non abbiamo peccato per alcune palle su alcune contropiedi che dovevamo sfruttare meglio, però anche loro stanno mettendo molta forza per buttare dentro la pallina. Si riparte dopo la punizione per il Prato, pallina dentro, va a recuperarla all'angolo Mugnai, va via dietro porta, cerca lo spazio per girarsi, l'appoggio per Poli, all'indietro per Santoro, da Poli a Capuano, va dietro porta,
poi cerca di mettere pallina nel mezzo, però finisce per recuperarla il Pumas Viareggio con il numero 99 Olivieri. Anche il Pumas Viareggio ha effettuato dei cambi, è entrato il numero 19 Bigatti e il numero 99 Olivieri, e ora Marchetti a manovrare. Pallina dietro porta, lo scambio, Olivieri all'indietro per Marchetti, va giù ma per l'arbitro non c'è niente, rimane a terra, rimangono a terra due giocatori, Mugnai per il Prato e un giocatore del Viareggio. Ci sono proteste sia da parte dei giocatori del Prato che del Viareggio, che l'arbitro ha segnato il tiro di rigore, insomma un rigore un po' generoso. È il numero 35 Mora che ora andrà a incaricarsi della battuta del tiro di rigore. Possiamo dire è un rigore un po' generoso. Non mi vorrei bilanciare, ma secondo me un po' c'è. Allora vediamo se Mora riuscirà a realizzare il tiro di rigore. Mora, la parata di Vespi Francesco, che va a parare il rigore di Mora. Pallina sempre in possesso del Pumas Viareggio. Marchetti, Olivieri dietro pista, dietro porta, scarica all'indietro per Mora, ancora lo scambio, conclusione dalla distanza di Olivieri, pallina recuperata da Poli, palla lunga per Mugnai, lo scarico all'indietro ancora per Poli, lo scambio per Barbani, Poli dentro ma recupera Pezzini, recupera Marchetti. Frattanto nel Prato è entrato anche Esposito. Manovra ancora il Pumas Viareggio. Pallina dentro, l'allontana Poli, se non andiamo errati, palla recuperata ancora dalla squadra ospite. La conclusione dalla distanza di Mora, palla alta, si riprenderà con la pallina in possesso di Prato. Mugnai, palla lunga per l'arbitro, vede fischia una punizione contro Barbani e torna il possesso pallina per Pumas Viareggio quando mancano pallina dentro. C'è la risposta ancora del portiere Vespi. Pericolosa questa conclusione della squadra viareggina, che manovra ancora all'indietro per Marchetti. Ora è entrato anche il numero 74 Pesavento. Marchetti, la conclusione si perde al lato, però la recupera il numero 99 Olivieri, guadagna anche una punizione già battuta.
pallina dentro, viene allontanata e recuperata ora da Barbani che può ripartire. C'è il fallo su Barbani, secondo fallo di squadra per gli ospiti. C'è il cambio, torna Santoro in pista, esce Barbani. Battuta la punizione per Prato da Poli, pallina dentro per Santoro che non la controlla, l'allunga. La pallina è recuperata dal Pumas Viareggio. Manovra la formazione rossoverde. Bigatti dietro porta, lo scarico all'indietro per Pesavento. Marchetti, Pesavento, dietro porta, la conclusione, pallina ribattuta e recuperata dal Prato per un attimo, perché poi la riconquista il numero 99 Olivieri. E ora Marchetti dalla distanza, tiro ribattuto, palla dentro, respinta dal portiere Vespi, che va a parare anche la seconda conclusione quando il gioco era già fermo. Altro cambio nelle file del Prato, entra Benelli. Vediamo ora il quintetto, è composto da Vespi, Esposito, Mugnai, Benelli e Santoro. Battuta la punizione, Mugnai, pallina per Santoro che non controlla, la pallina esce fuori dalla balaustra. E c'è una nuova pallina in pista, che l'altra si è un po' persa nei meandri del Palarogai. Pesavento supera la linea di metà pista, lo scambio con Marchetti. Carico all'indietro per Marchetti. Pesavento, pallina dentro, la recupera Bigatti, poi Pesavento, ancora c'è un blocco e c'è la punizione, questa volta fischiata a favore del Prato, e salgono a 4 il numero dei falli di squadra per il Pumas Viareggio contro uno solo del Prato. Pallina dentro, troppo lunga, va a recuperarla la balaustra Esposito, però finisce per commettere fallo. Già dall'altra parte, il tiro ribattuto ancora una volta, pallina recuperata da Mugnai per Santoro, va via Santoro, però finisce per allungarsi troppo la pallina, la recupera Bigatti. Pesavento, Marchetti, ancora Pumas Viareggio con Pesavento, Marchetti,
meno di 10 secondi allo scadere del possesso di pallina dentro, palla ribattuta ma recuperata ancora da Olivieri. Scadono i 45 secondi, però c'è anche il time out richiesto dalla panchina del Viareggio dal tecnico Mirko Bertolucci. 5 minuti e 44 dice il cronometro alla conclusione di questo primo tempo, che vede ha visto la marcatura iniziale di Barbani per l'1-0 del Prato, e poi ha pareggiato Mora e ha portato in vantaggio il Pumas Viareggio Pezzini, mentre c'è da registrare anche il rigore di Mora parato da Vespi. Poco più di 5 minuti alla fine, partita ancora aperta, ricoinvolgo ancora Vespi Alessandro, punteggio ancora in equilibrio. No, la partita è apertissima, manca ancora 5 minuti alla fine del primo tempo e ora stanno giocando, il Hockey Prato ha iniziato a giocare a uomo, non è più a zona, quindi provano un po' anche a dargli molto più fastidio rispetto a una zona, però ora vediamo un po' come va avanti la partita, però sarà molto più combattuta e molto più dura la partita, infatti. C'è ora una punizione in favore del Prato, quinto fallo frattanto a carico del Pumas Viareggio. Siamo alla balaustra, lo scambio tra Esposito e Capuano. Pallina dentro per Santoro, si gira Santoro, pallina recuperata dallo stesso Santoro. Esposito, pallina dentro per Capuano, Capuano Lorenzo, c'è il fallo su Capitan Benelli ed è il sesto fallo di squadra. Sta salendo il numero dei falli a carico della squadra ospite, soprattutto in questa seconda parte di primo tempo. L'arbitro fa rettificare il punto di battuta della punizione, pallina in possesso di Prato, lunga, troppo lunga per Esposito, la controlla Pesavento che può ripartire. Frattanto c'è un cambio, entra il numero 17, no, forse sto sbagliando io. Vediamo chi è entrato nelle file del... Sì. La conclusione, la parata con il guantone ancora per Vespi, perde pallina nuovamente Prato che può ripartire, la conclusione deviata. No, il giocatore che vi dicevo prima è Carrieri, il numero 87, va giù Capuano, tutto regolare, può ripartire il Pumas, pallina recuperata ancora dal Prato, non passa la pallina per Esposito, poi Capuano Lorenzo in area, cerca di girarsi, non trova lo spazio, ancora Capuano Lorenzo che recupera pallina, all'indietro per Santoro, Esposito, pallina dentro per Benelli e va a chiudere Mechini, pallina filtrante per Benelli, veramente bella occasione Prato. Si è trovato davanti il portiere Tommy, però grande conclusione di Mechini sulla pallina di Tommy. Siamo già dall'altra parte, dietro porta, Olivieri,
Carrieri si gira e tira ma respinge Prato, può ripartire, perde pallina Capuano, ora siamo 3 contro 2, non controlla Carrieri, è costretto ad allargarsi, pallina ora recuperata da Prato, Capuano per Santoro, palla recuperata da Viareggio e può ripartire con Carrieri dentro per Olivieri. 19 Pesavento. È stata una bella occasione per Bigatti, avevamo confuso il numero. 2 minuti alla fine del primo tempo che resta sempre sul 2-1 per il Pumas Viareggio, che manovra, conclusione dalla distanza, pallina recuperata da Capuano Lorenzo, dentro per Benelli che riparte da dietro per Esposito, si ferma sulla linea di metà campo, lo scambio con Capuano, palla dentro per Santoro, ancora Esposito, pallina per Santoro alla balaustra e ora c'è un blu per questo fallo su Bigatti, blu per Santoro. Ora c'è intanto il time out chiesto da Prato, 1 minuto e 7, non ci voleva, vediamo ora come andrà il tiro diretto. Sarà punizione di prima, secondo me poteva non darla, un po', non dico che si sia un po' incitato a cadere, però la stecca non è che l'abbia preso proprio sul pattino, via. Diciamo, non è stato così evidente il fallo. 1 minuto e 7 alla fine del primo tempo, con il punteggio dicevamo sempre con Pumas Viareggio in vantaggio per 2-1, ma ora alla ripresa del gioco, punizione di prima per il Pumas Viareggio. Vedremo chi andrà sul punto di battuta. Ed è il numero 87 Carrieri, Francesco Carrieri, a cercare di realizzare questo tiro diretto. Carrieri contro Vespi Francesco. A 1 minuto e 7 dalla fine, a 1 minuto e 7 secondi dalla fine di questo primo tempo. Il fischio, si allunga la pallina Carrieri e svanisce. Ora Prato dovrà giocare 2 minuti in inferiorità numerica. Intanto cerchiamo di far passare questi 48 secondi per andare all'intervallo. Manovra Viareggio, Pezzini, Pesavento, pallina dentro, riesce a liberare Prato, pallina lunga, la manda via, naturalmente si sta giocando in inferiorità numerica.
15 secondi, cerchiamo di passare indenni questi ultimi secondi. Pezzini, conclusione di Pezzini, la respinta di Vespi. Pallina dentro, ma c'è la sirena, si va negli spogliatoi alla fine del primo tempo, che si chiude con il Pumas Viareggio in vantaggio per 2-1. Ricapitoliamo: marcatura iniziale dopo poco più di 3 minuti di Barbani con un velocissimo contropiede, l'azione simile anche 4 minuti dopo per Pumas Viareggio con Mora che sigla l'1-1. Poi c'è stato il gol di Pezzini che ha portato la formazione viareggina avanti per 2-1, e poi c'è stato un rigore parato da Vespi e poi la punizione di prima un minuto fa con Carrieri che si è allungato la pallina, e Prato che ha giocato un minuto di questo finale di primo tempo con l'uomo in meno, ne dovrà giocare un altro all'inizio della ripresa. Noi per il momento ci fermiamo e ci risentiamo fra 10 minuti circa, sempre qui dal Palarogai di Prato.
Torniamo in collegamento qui dal Palarogai di Prato per il secondo tempo della sfida tra Prato, Hockey Prato e Pumas Viareggio. Primo tempo si è chiuso sul 2-1 per il Pumas Viareggio. Prato che dovrà giocare poco meno ancora di un minuto in inferiorità numerica per i 2 minuti inflitti a Santoro a un minuto dalla fine del primo tempo, dove il tiro diretto di Carrieri è stato neutralizzato, anzi più che altro il giocatore viareggino si è allungato la pallina ed è svanita la possibilità. Prato in inferiorità numerica, che ora deve resistere ancora per circa una quarantina di secondi, se non abbiamo calcolato male. Pallina ancora all'indietro, si torna sì, tutti siamo pari, è tornata la parità numerica in campo, quindi Prato che ha superato indenne questi 2 minuti che ha giocato in inferiorità numerica. E ora ancora il Pumas Viareggio a manovrare con Marchetti, Carrieri dietro porta, contrastato da Esposito, Mora, pallina filtrante, la recupera Mugnai che supera veloce la metà campo, va al tiro, palla che sibila vicino al palo. Ci sono delle proteste del Viareggio per un presunto fallo sulla ripartenza Prato, sulla ripartenza del Viareggio, ma l'arbitro, che è il signor Giombetti, non ha ravvisato nessun fallo. E ancora Mora tenta un alza e batti, ma può ripartire Barbani dall'altra parte, pallina in mezzo, Capuano Lorenzo alla balaustra, Esposito, pallina lunga, però ancora Capuano in qualche maniera, ma poi la recupera Marchetti. E ora Prato ancora con Capuano Lorenzo, fasi un po' convulse ora della partita, qualche errore da una parte e dall'altra. Carrieri va dietro porta, dall'altra parte lo scarico per Mora, pallina dentro per Marchetti, ancora la respinta del portiere Vespi. C'è ora la punizione, il fallo fischiato a Barbani, fallo fischiato a Barbani, situazione falli di squadra, 3 a carico del Prato, 6 quelli a carico del Pumas Viareggio, che ora manovra con Pesavento. Mora, Marchetti, ancora Pesavento per Carrieri, siamo dietro porta, lo scarico all'indietro, ancora per Marchetti, diagonale parato ancora da Vespi, pallina ancora recuperata da Pesavento. Carrieri dietro porta, si ferma, scarica all'indietro per Marchetti, si lotta in mezzo all'area, va ora giù l'87, l'arbitro lo invita, l'87 Carrieri, l'arbitro lo invita a rialzarsi, c'era stata qualche scaramuccia con Mugnai, ancora
Carrieri, il tiro, pallina recuperata da Capuano, palla lunga per Barbani che torna indietro, pallina in corridoio, il tiro ribattuto ancora da Vespi ed è ancora Pesavento a manovrare. Carrieri, pallina recuperata da Prato, da Mugnai, dentro per Esposito che va giù, per l'arbitro è tutto regolare, ancora Esposito, doppia parata del portiere e poi c'è il blu e poi va a prendersi il blu Esposito. Cartellino blu per Esposito e ci sarà il tiro diretto. Si ripartirà allora con il tiro diretto per Pumas Viareggio per i 2 minuti inflitti a Esposito. Ritorna a prendere posizione in porta Vespi Francesco. Diminuisci. Non c'hai il giocatore. No. Non hai il giocatore, non inquadri il giocatore. Vai. Così. Tiro diretto, punizione di prima. La finta. La parata ancora di Vespi. La parata ancora di Vespi sul tiro diretto di Pesavento. Il punteggio resta invariato, ma Prato ancora una volta in inferiorità numerica per questi 2 minuti. Mora, Marchetti, pallina che si alza, punizione per Prato. Una grande parata. Ancora Capuano che si libera di 3 avversari, pallina dentro per Barbani che alza troppo, contropiede e libera Mugnai. Azioni da una parte e dall'altra, Prato che con l'uomo in meno. Ora c'è un cambio, esce Pesavento nelle file e rientra il numero 78 Pezzini. Dalla distanza ancora la parata di Vespi. Marchetti, Pezzini, Mora, pallina recuperata da Barbani, però la recupera Mora. Carrieri, la recupera il Prato che deve far passare ancora, va giù però Pezzini, palla dentro per Mora e questa volta c'è il cartellino vediamo le decisioni dell'arbitro.
sarà un cartellino blu all'indirizzo a tutti e due, cartellino blu per entrambi, Mugnai e Carrieri. Eh sì, a questo punto, perché ancora cerchiamo di ricapitolare un attimino. L'arbitro va al tavolo. Si dovrebbe giocare 3 per parte, 3 giocatori di movimento, oppure 3 giocatori da parte, tre giocatori per ogni squadra. Hanno preso 2 blu, sì. Lollo che... Quindi doppio blu per Mugnai e Carrieri. Era già tornata in precedenza la parità numerica, quindi si giocherà in totale un portiere e 3 giocatori di movimento per 2 minuti. Quindi Prato che ha in pista Santoro, Barbani e Capuano Lorenzo insieme a Vespi Francesco, e il Pumas Viareggio a Pezzini, Marchetti e Mora, oltre al portiere Mechini. Punteggio che resta su Pumas 2, Prato 1. Barbani riesce a liberare, a partire in contropiede Mora, che però si allunga la pallina. Ancora a manovrare Viareggio. Mora, Marchetti all'indietro, ancora Mora, la conclusione, ci mette il guantone Vespi, riparte Capuano Lorenzo. Tiene ancora pallina Prato per Santoro alla balaustra. Il tiro ribattuto, può ripartire Pezzini, scusate, Marchetti. Tiro ribattuto. Mora. Pezzini, Mora, pallina recuperata da Prato. Si rientra, torna la parità, entra Benelli nelle file del Prato, mentre per manovra Santoro, mentre Bigatti a rientrare per la formazione viareggina. Quindi torna la parità numerica, mancano 15 minuti alla fine della partita. Con il punteggio ancora in equilibrio, minimo vantaggio per gli ospiti, che grazie anche alle parate di Vespi, che ha neutralizzato un rigore, una punizione di prima. E ora recupera pallina Barbani, che va giù. C'è un'ammonizione verbale
per Barbani e c'è il time out richiesto dalla panchina del Prato. Ricoinvolgiamo Alessandro Vespi e siamo a 15 minuti dalla fine, punteggio nonostante sia successo tante cose in pista è sempre sul 2-1 e la partita è sempre aperta. No, la partita è apertissima e da ambe le squadre è molto combattuta, molto fisica, molto maschia, perché nessuna delle due vuole prendere gol. E Francesco sta facendo un'ottima partita, ha fatto tanti interventi. Per ora l'altro portiere non l'abbiamo tanto impensierito, ma spero che lo impensiereranno molto presto perché va buttata dentro la pallina. Magari forse Prato, ora non sta a te dirlo, magari però le due assenze di Baldesi e di Capuano Alberto sono due cambi in meno che potevi avere nell'arco della partita. No, Mau è una pedina, anzi una colonna secondo me fondamentale per la nostra squadra. È un regista, dai. Anche Alberto secondo me è il jolly della squadra, che non sai mai cosa si inventa. Infatti sì, è un po' imprevedibile in una partita così, magari ti potrebbe inventare la giocata. Torniamo allora in cronaca con Pumas Viareggio a manovrare. Marchetti, Mora, la conclusione ribattuta, pallina recuperata da Capuano per Santoro, finisce per perderla Santoro, pallina recuperata, un po' di confusione in area, un po' di confusione, l'arbitro lascia correre. Pallina ancora in possesso del Pumas Viareggio. Marchetti. Pallina dentro per Bigatti, ma siamo già dall'altra parte con Santoro, pallina dentro, però finisce per perderla. E dall'altra parte Bigatti che si allunga la pallina, va a recuperarla. Frattanto è entrato Olivieri nelle file del Pumas Viareggio. All'indietro per la conclusione dalla distanza, para ancora Vespi, pallina recuperata da Bigatti che scarica all'indietro per Marchetti. Pezzini rimane a terra Poli in piena area, colpito alla coscia. Si ripartirà. L'arbitro aveva interrotto il gioco, si riparte con il possesso pallina per il Pumas Viareggio. Olivieri alla balaustra, lo scambio con Bigatti, dietro porta, all'indietro per Marchetti, lo scambio con Pezzini, il tiro ribattuto e poi ripartire Capuano da solo, Capuano, pallina che si perde al lato, perfetto contropiede, si è trovato solo davanti a Mechini, ha fintato ma poi al momento
di concludere, ha mandato la pallina al lato. Grossa, grandissima occasione Prato, che ha avuto la palla del 2-2. E ora Santoro.
il tiro al lato di Capuano Lorenzo. Siamo già dall'altra parte con Pezzini, lo scambio con Marchetti, Bigatti, Olivieri, dietro porta. Certamente ora Pumas Viareggio non ha nessun interesse a forzare i ritmi della partita e cercano di far girare palla e di andare al tiro al limite dei 45 come in questo caso. E ora c'è il time out richiesto dalla panchina del Prato da Tommaso Bianchi. Sei minuti e 35 alla fine della partita, con il Pumas Viareggio in vantaggio per 3-1. Vantaggio della formazione ospite, una partita che è stata tutto sommato equilibrata e combattuta, con un Pumas Viareggio che è stato più bravo sicuramente a sfruttare le occasioni rispetto invece a un Prato che ha fatto fatica a creare pericoli per la porta di Mechini, e quando lo ha fatto, specialmente ora qualche minuto fa, ha avuto per 2 volte la palla del possibile 2-2, ma poi un veloce contropiede 2 contro 1 ha permesso a Pezzini di firmare il 3-1. E ora a 6 minuti, poco più dalla fine della partita, il Pumas Viareggio può gestire il doppio vantaggio. Barbani dietro porta, all'indietro per Capuano Lorenzo, la conclusione Esposito cerca di liberarsi, però viene fermato, può ripartire. Giro palla della formazione viareggina che, come dicevamo, ora cerca di far passare e di andare alla conclusione al limite dei 45 secondi. Marchetti, lo scambio con Pezzini, riparte Prato alla lunga, non l'aggancia Esposito, pallina recuperata da Bigatti. Dietro porta la formazione rossoverde, scambio, c'è il fallo, 8º fallo di squadra contro il Prato, 5 falli di squadra a sfavore del Prato, mentre sono 8 quelli della formazione ospite. Pallina ora riconquistata dal Prato per questo passaggio all'indietro, lo scambio tra Benelli e Capuano Alberto, si lotta alla balaustra, Olivieri però recupera la pallina. Pezzini,
Bigatti dietro porta, scarico all'indietro, Prato può ripartire, palla troppo lunga per Capuano Alberto, e siamo già dall'altra parte, pallina che si impenna, pallina recuperata da Benelli, pallina recuperata da Benelli, troppo lunga per Barbani. Siamo a 3 minuti e 20 dalla fine, pallina recuperata per un attimo da Capuano Alberto, poi Bigatti a recuperarla. La conclusione di Marchetti, pallina recuperata da Prato, Barbani dentro, palla recuperata da Prato, c'è il fallo di Barbani, sesto fallo di squadra, e c'è il time out, l'ultimo time out per la panchina del Pumas Viareggio. 2:31 alla fine, nell'hockey bisogna sempre crederci fino all'ultimo secondo, però insomma quel gol del 3-1 ha un po', diciamo, tagliato le gambe. Sì, ora manca ancora 2 minuti e mezzo, i nostri proveranno sempre a crederci nel gol, però hai detto bene, ha un po' tagliato le gambe ai nostri. Alcune palline sfortunate, peccato, perché se entrava una palla per il 2-2 era tutta un'altra partita, però finora ancora c'è 2 minuti e mezzo, quindi l'importante è crederci. È mancata, se si può dire, un po' di lucidità, di precisione sotto porta. Sì, esatto, proprio quello. Peccato, se si inquadrava allo specchio e buttarla dentro era un'altra situazione di gioco, via. Ultimi 2 minuti e mezzo, si rientra in pista dopo il time out. Si riparte con la punizione per Pumas Viareggio, già battuta. Olivieri, lo scambio con Pezzini. Bigatti, lo scambio dietro porta, si cerca di far passare questi secondi. Giro palla della formazione rossoverde che andrà al tiro proprio a pochi secondi dalla fine, come l'ha fatto in questo istante, però ha riconquistato anche pallina. Lo scarico all'indietro per Pezzini e Marchetti. Gestisce pallina il Pumas. Marchetti, pallina dentro, la recupera Barbani, se ne va velocissimo, viene fermato, pallina recuperata da Capuano Lorenzo.
costretto a ripartire da dietro da Esposito. Ancora all'indietro per Benelli, non si trova spazio, pallina nel mezzo, però finisce per riconquistarla Viareggio e mancano oramai 30 secondi alla fine. Lotta tra Benelli, recupera pallina ancora Barbani, pallina dentro, Esposito, il tiro ancora parato, mentre dall'altra parte Marchetti va al tiro alto e ormai siamo alla fine e arriva la sirena finale, quindi qui al Palarogai si impone il Pumas Viareggio per 3-1 al termine comunque di una partita combattuta che è stata per larghi tratti sui binari dell'equilibrio, vantaggio di Barbani, poi il gol di Mora e di Pezzini hanno permesso al Viareggio di chiudere la partita il primo tempo sul 2-1, poi nella ripresa alcune parate decisive di Vespi che ha parato anche un rigore e una punizione di prima, ma il Prato è un po' mancato là davanti, ha avuto due volte la palla per il possibile 2-1 e poi è arrivato il 3-1 finale per il Pumas di Viareggio. Ecco, chiediamo l'ultimo commento a Alessandro Vespi. È stata sì, una bella partita, loro l'hanno impostata subito sull'aggressività a tutto campo e noi il primo tempo si è giocato un buon primo tempo giocando a zona, misto a uomo gli ultimi 10 minuti che li ha messi in crisi, diciamo, o meglio li ha impensieriti. Peccato per il secondo tempo perché abbiamo avuto delle occasioni lampanti, siamo stati poco lucidi sotto porta, peccato veramente, però da qui si va avanti, si deve macinare, tanto ora è Coppa Italia, queste ci servono per ingranare per il campionato, perché il campionato noi dobbiamo puntare a fare bene, soprattutto quelle in casa non dobbiamo regalare punti a nessuna. Loro è un'ottima squadra di giovani, noi